Una rivoluzione incruenta ha il suo centro in questo punto d'Italia, chiuso fra il corso dell'Arno e il lento digradare delle colline toscane, Firenze. Non è ancora maturato il secolo XV e già il Rinascimento è un fatto compiuto e domina nel cielo dell'arte italiana con la snella cupola del Duomo, opera del Brunelleschi. La rivalutazione dell'elemento umano, che è l'essenza del Rinascimento, culmina nel Davide, che si erge nel centro del piazzale Michelangelo e giù in città sulla breve scalinata che immette nel Palazzo Vecchio. Sotto lo scalpello di Buonarroti il marmo vibra di una segreta forza vitale. Ma un altro artista, Donatello, afferma il Rinascimento con un Davide femmineo, delicato come un efebo. Ritroviamo le sue forme infantili nel San Giovanni Battista del Museo Nazionale. Non è questa però la sola corda dell'arco di Donatello. Nel busto di imperatore romano egli rivela una forza che si sprigiona da uno studio anatomico più approfondito. Nel bassorilievo della crocifissione, il gioco delle luci e delle ombre create dalla folla ai piedi della croce rivela una sapienza compositiva assai smaliziata. La stessa maestria troviamo nell'opera di un altro fiorentino, uomo del Rinascimento anche lui e perciò teso ad affermazioni di valori che potremmo dire moderni, Sandro Botticelli. Questa sua calunnia ci appare venata da un'ironia sottile che pervade tutta la sua opera. Essa è tanto radicata nello spirito dell'artista da serpeggiare anche nei suoi quadri di soggetto religioso, popolati spesso di personaggi che non hanno di sacro che l'intenzione. Famosa è in Botticelli la deformazione ideale della figura nei temi lirici più cari al suo temperamento. Questa Venere nascente è forse l'esempio più tipico dello stile personalissimo del maestro. Poche piazze sono come questa, ricche di opere insigni. Ecco la fontana dell'Ammannati col suo Nettuno gigantesco contornato dai bronzi del Giambologna. Più in là è il gruppo marmoreo raffigurante Ercole e Caco di Baccio Bandinelli, cui fa riscontro il gruppo di Giuditta e Oloferne. In una nicchia in un angolo della piazza è la statua di un altro eroe del Rinascimento fiorentino, un nome chiaro di fama mondiale, Benvenuto Cellini. Gli altri furono artisti, egli fu anzitutto creatura del Rinascimento. Poeta e avventuriero, scrittore e scultore di genio. Basta rivelarlo il suo Perseo nella Loggia dei Lanzi. Sul basamento dell'opera è il bassorilievo che ricorda l'impresa di Perseo, liberatore di Andromeda.
Questo Cosimo I de' Medici, malgrado la medusa che gli decora il petto e l'ornamento classico della lorica, è un uomo comune, fedelmente copiato dal tipo del fiorentino rinascimentale. Cellini è forse il più vivo di tutti gli artisti fiorentini del secolo XVI. Il suo spirito caustico e disordinato aleggia in una Firenze minore, tutta stradette buie e torri alte sul grigiore delle case. Questo, che è il cuore della città, porta ancora chiari i segni delle sue più recenti ferite, ma conserva anche fra i ruderi l'impronta indelebile della sua antichità. Al centro di questa Firenze minore, quella strana e originalissima costruzione che è Ponte Vecchio. Qui è una traccia viva di Benvenuto Cellini nella operosa attività di artigiani che ne continuano la tradizione in una diuturna creazione di opere d'arte minore. Sono orafi. Essi non hanno dimenticato la saliera del maestro e nel fluido metallo ne rinnovano la meraviglia. Dalle loro mani fioriscono prodotti noti ormai in tutto il mondo. Altrove ecco i doratori intenti alla loro delicata fatica. Fabbri artisti piegano il ferro al loro capriccio in volute di eleganza classica, mentre corniciai e mobilieri continuano la tradizione cinquecentesca di Antonio Mercatello e dei da Bergamo. Con Cellini, fine del Cinquecento, si affaccia nella storia dell'arte europea il secentismo, che precipiterà in 2 secoli verso l'arte moderna. Ma il Rinascimento non si può dire abbia fine a Firenze. Come le acque luminose del suo Arno, esso vive ancora nelle tracce che ha lasciato nella città e nello spirito fiorito del suo popolo.